Francesco Iorio è diventato amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza il 1° giugno del 2015. Fu Gianni Zonin, allora presidente, a volerlo. Iorio ha lavorato per la banca vicentina per 18 mesi e 4 giorni. Per questo periodo ha incassato un totale di 4.236.000 euro, a cui si aggiungeranno, come previsto dal contratto, altre 2 annualità, ovvero 3.400.000 euro. Per 551 giorni di lavoro in cui è stato al timone della banca ha preso quotidianamente più di 10.000 euro lordi. Lascia la banca nel momento più difficile. In molti ora dal mondo politico e dei sindacati chiedono un atto di responsabilità, di rinunciare alla buona uscita. Qui purtroppo rispetto agli altri paesi europei l'Italia ha dovuto sobbarcarsi come piccoli risparmiatori queste notevoli perdite e i manager purtroppo stanno prendendo sempre compensi milionari. Sono cose che fanno molto riflettere, specialmente in aziende che non hanno neanche la possibilità di andare avanti tranquillamente, quindi è veramente una contraddizione palese. Il nuovo amministratore delegato di BPV sarà Fabrizio Viola, ex del Monte dei Paschi, che ha diretto Vicenza all'inizio della carriera. Viola sarà con ogni probabilità anche il numero 1 della nuova banca che risulterà dalla fusione con Veneto Banca. I numeri intanto attestano che il crack delle due popolari venete è stato il peggiore della storia repubblicana. Peggio di Parmalat, c'è stato un buco da 15 miliardi di euro con 250.000 risparmiatori truffati. Sarà un percorso molto pesante perché richiederà l'immissione ancora di ulteriori capitali e queste banche ogni giorno che passa presentano sempre conti negativi e perdite, sofferenze sempre più alte, quindi non è una cosa che è ancora finita, sarà un travaglio lungo e pesante.